Bella a tutti raga, qui Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Un video che uscirà di lunedì, che ci tenevo a far uscire, non so quanto tempo ci metterò a caricarlo, però vi dovevo alcune spiegazioni, nulla di chissà che preoccupante o cose simili, però vi devo delle spiegazioni. Allora, il canale è stato fermo, ovviamente per le vacanze di Pasqua, eccetera, eccetera, ma soprattutto perché al momento attuale non ho internet a casa, mi si è rotta la fibra, sto aspettando da non mi ricordo nemmeno io quando, da mercoledì, che era eh, adesso ve lo dico, da mercoledì 7 sto aspettando che arrivi il tecnico di Open Fiber per aggiustarmela, però ancora deve arrivare. Quindi fino a quando non avrò internet riparato non usciranno video, non uscirà live, non uscirà assolutamente nulla, perché non ho la possibilità appunto di poter pubblicare. Purtroppo il 4G dentro casa non mi funziona perché praticamente è un bunker, è castratissima la linea, riesco a prendere il 4G per culo, quindi per il momento le live su Twitch e su YouTube rimarranno bloccate. Se volete sapere quando tornerà il tutto, io vi invito ad entrare qua sotto nel canale Telegram, lì sarete costantemente aggiornati, quindi se volete rimanere veramente aggiornati in ogni cosa per quanto riguarda il mio canale sia su Twitch che su YouTube, io vi invito assolutamente ad unirvi al canale Telegram. Allora, faccio questo video molto a freddo, anche se già dopo la partita ero tutto tranne che caldo, riguardo a Inter Cagliari, partita finita per 1-0 per l'Inter. Cosa vi devo dire? Parliamoci chiaro. Cosa dovrei dirvi io? Vi dirò quello che vado ripetendo da tempo, che secondo me il Cagliari è retrocesso contro il Torino. Non smetterò mai di dirlo. Perdere quello scontro secondo me è stato fatale. Eh, Perdere contro lo Spezia ancora di più, specialmente in quel modo quando ti sei parzialmente illuso di aver almeno ottenuto il pareggio. Quello però pure contro lo Spezia è stata una batosta tremenda. Però ribadisco, secondo me il Cagliari è retrocesso contro il Torino. Mi sono rotto il cazzo di alcune persone, ve la dirò con tutta la franchezza, con tutta la sincerità del mondo, perché io sono molto molto limpido e le cose le dico tranquillamente. Mi sono rotto il cazzo di quelli che provano ad additare la colpa di questa situazione del Cagliari a dei moduli, perché il Cagliari non è che fa schifo perché gioca con la difesa a 3 o gioca con la difesa a 4. È inutile, secondo me, al momento attuale provare a fare un'analisi tattica su una qualsiasi partita del Cagliari perché lascia il tempo che trova. Sono deluso dal mister, sono assolutamente deluso dal mister, dalle sue dichiarazioni, ehm, perché io spero sempre nella franchezza delle persone, ma così non è, perché se vado a leggere, se vado a vedere quello che dicono l'allenatore e i giocatori mi si accappona la pelle, perché leggo delle cose veramente allucinanti come se stiamo cercando di ottenere una classica salvezza, ma così non è perché al momento attuale siamo in Serie B, intendo se finisse il campionato adesso ovviamente. Non sopporto, nonostante io lo ami alla follia, oggi, ormai ieri, quest'uomo qui mi ha fatto veramente rodere il culo. Non so se voi lo vedete al contrario o meno, però quest'uomo qui, quest'uomo con questo numero qui mi ha fatto veramente rodere il culo.
perché arrivi a fare quelle dichiarazioni stampa di merda che hai fatto, te ne vai da un'altra parte, perché se devi continuare a fare così te ne puoi andare tranquillamente a fanculo. Tanto a giugno a fanculo ci vai a prescindere perché tanto noi andiamo in B e tu con noi non ci scendi. Fortunatamente non mi sarei mai sognato di dirlo, ma fortunatamente tu non scendi con noi. Mi sono rotto il cazzo di tutto, mi sono veramente rotto il cazzo di tutto. Non è la retrocessione che a me dà fastidio, ripeto. Io spero perlomeno che si retroceda con onore e che nelle ultime partite magari si punti su qualche giovane, si giochi magari anche con un po' più di tranquillità come successe nel 2014-2015. Spero che Giulini se ne vada, perché è palese come la sua dirigenza sia no, la sua dirigenza, come il suo periodo sia stato totalmente fallimentare, perché 2 retrocessioni in 7 anni è abbastanza eloquente come risultato. Tra l'altro una retrocessione praticamente scritta fin dall'inizio, perché Zeman è una squadra allestita male, poi in Serie B hai faticato fino all'ultimo per vincere il titolo quando tu sostanzialmente eri la Juventus della Serie B. L'anno dopo la stagione migliore degli ultimi anni del Cagliari a livello di posizione finale, totalmente secondo me dovuta al signor Marco Borriello, ahimè, che per quanto possa essere mercenario o quello che volete, forse è stata la persona più sincera che in questi anni sia circolata in quel di Cagliari. Ehm, L'anno dopo fallimentare, salvezza ottenuta veramente all'ultimo. L'anno dopo salvezza ottenuta alle ultime giornate. Centenario di merda. Centenario andato di merda. E il Cagliari doveva festeggiare il centenario e si doveva ritrovare entro il centenario in Europa. Io continuo a ribadire che l'obiettivo del Cagliari di quest'anno era perlomeno andare in Europa, perché sulla carta tu hai la rosa per farlo. Però io ripeto sempre, dal dire e fare c'è di mezzo il mare. Mi sono rotto il cazzo di tutto, veramente, veramente. Non credo che il Cagliari abbia le possibilità per salvarsi. Non. Ah, ecco, vedi, dovevo dire, mi sta sul cazzo il mister perché se ne è uscito dicendo che d'ora in poi saranno tutte finali, ma a me sinceramente disturba vedere una squadra che gioca le finali con quell'atteggiamento. Perché per 80 minuti passeggiamo. Poi gli ultimi 10 minuti entrano 27 attaccati tutti insieme e noi in quei 10 minuti pensiamo di giocarne 90. Cioè noi condensiamo una partita intera negli ultimi 10 minuti, rigorosamente in svantaggio perché se no altrimenti non ha senso, c'è qualcosa che manca. Io veramente voglio fare il presuntuoso per una volta. Spero che non si offenda nessuno. Se si offende qualcuno, il problema è di chi si offende, non di certo il mio. Però veramente io non sopporto chi ancora si ostina a fare analisi tattiche delle partite perché non è la tattica che sta facendo crollare il Cagliari in questa situazione. Non è la tattica, non lo è, non lo è. Perché non è un modulo, non è il modulo il problema. Non è il modulo il problema. Voglio peccare di presunzione. Voglio peccare di presunzione. Non è il modulo il problema. È inutile parlare se è meglio Pavoletti, Cerri o Simeone dal primo minuto. È inutile chiedersi chi sia più adatto a giocare sulla fascia sinistra tra Lico Giannis, Nandez, Samoa o Tripaldelli. È inutile. È inutile chiedersi che fine ha fatto Sottil, che secondo me non gioca perché c'ha qualche clausola che parte il riscatto obbligatorio dopo tot partite e quindi non lo vogliono far giocare. È inutile, è veramente inutile. Non è per questo che il Cagliari è sprofondato in questa situazione. Il Cagliari, a mio modesto parere, potrò tranquillamente sbagliarmi, però sono fermamente convinto di quello che dico, è in questa situazione per una gestione, secondo me, al limite del ridicolo dei vari calciomercati, perché qui si pensa che comprare le figurine e prendere i grandi nomi che alzano le vendite delle magliette equivalga a fare un campionato buono, ma così non è.
e gestione del calciomercato in toto, quindi allenatore, direttore sportivo e giocatori, senza senso. Perché io sono convinto che se tu a Di Francesco gli avessi costruito veramente una rosa che voleva, con i giocatori che voleva lui, tu non stavi lì. Tu non stavi lì. Non lo sapremo mai, eh? Non lo sapremo mai, perché ripeto, con i se e con i ma la storia non si fa. Però io rimango convinto che con i giocatori giusti e con Di Francesco il Cagliari non stava lì. Hai mandato via Carta che non si sa bene il ruolo che abbia svolto nel Cagliari fino ad ora. Continuo a non capire perché non... Direttore sportivo non credo l'abbia mai fatto a Cagliari Carta, perché non credo l'abbia mai fatto. Hai richiamato Capozucca, l'unico che forse riesce a farsi valere, l'unico che abbia gli attributi. E lui, Capozucca, è la base su cui ripartire quando si retrocederà. Perché io sono fermamente convinto che il Cagliari contro il Parma perda. Sarà una cocurra, dite quello che cazzo vi pare, non me ne frega più un cazzo. Secondo me il Cagliari contro il Parma perderà. Il Torino contro la Roma vincerà, sicuro, è già scritto. E, e si scenderà in Serie B. Amen. La mia speranza è che almeno, i diritti TV della Serie B se li prenda Sky. Perché a me paga 30 euro al mese per DAZN, chi ti si incula. Regà, sto video è proprio uno sfogo a ruota libera, dico le prime cose che mi vengono in mente perché ho proprio bisogno di sfogarmi, anche se questo è controproducente per me perché il video si allunga e quindi ci metterò di più a caricarlo, ma fotte sega. Non lo so, io sono proprio curioso di sapere voi cosa ne pensate. Sono proprio curioso di sapere voi cosa ne pensate. Tra l'altro ho avuto anche un regalino dal mio amico Giovanni, che non vi voglio far vedere perché non vi voglio spoilerare nulla, ce l'ho qui davanti a me, che però non posso usare perché non c'ho connessione. Io spero che se ne vada Giulini comunque. Spero che se ne vada. Deve capire che non è capace a fare il presidente. Se si dà ad un altro ruolo, se vuole fare il capo del reparto marketing, sarei la persona più felice del mondo perché Giulini in questo io veramente non gli posso dire nulla e penso sia un maestro per quanto riguarda il marketing, ma per quanto riguarda gestire una squadra di calcio è più che fallimentare. I risultati parlano, non sono io che lo dice, è il campo. Gestione del Cagliari veramente penosa, veramente penosa. Io da una parte invidio anche chi ancora un po' ci crede alla salvezza, devo essere sincero. Io fino a qualche giorno fa ero uno di quelli che diceva la matematica non ci ha condannato, quindi perché non crederci? Il Cagliari contro l'Inter mi ha risposto. Molti potrebbero dire non sono queste le partite che tu devi vincere. Col cazzo, perché se sei terzultimo a 8 giornate dalla fine e la quartultima ti sta a più 5 punti e tu sai che la partita, cioè poche ore prima il Torino ha vinto contro l'Udinese e tu giochi contro l'Inter, tu contro l'Inter la partita la devi fare, non devi fare lo spettatore dell'Inter. Ma l'Inter per 70 minuti non è passata in vantaggio, ha giocato, la difesa ha fermato l'Inter. No, la difesa non ha fermato l'Inter ci ha camminato sopra. L'Inter ci ha camminato sopra, non ha insistito, non gli andava di calcare la mano, era palese perché se l'Inter voleva giocare, se mangiava e ci si ricagava. Ci mangiava e ci ricagava, interi, tranquillamente.
Se tu sei terzultimo, stai giocando contro la prima in classifica, a parte che non te ne deve fregare un cazzo che la prima in classifica, partendo da sto presupposto, per quanto possa essere brava. Se tu sai anche hai anche la fortuna di sapere cosa ha fatto il Torino, tu a maggior ragione devi scendere in campo e fargli una capoccia così all'Inter. Poi ci puoi non riuscire perché è molto probabile che tu non ci riesca, ma me devi far vedere che ci hai provato. Molti dicono che abbiamo giocato bene contro l'Inter, ma quando? Quando abbiamo giocato bene? Far entrare 27 attaccanti. 27 attaccanti gli ultimi 10 minuti e riuscire a creare una sola palla gol significa giocare bene, regà? Da quando significa giocare bene questo? Non è giocare bene questo. Questo è essere coglioni. Questo è essere coglioni. Questo è infilarsi le partite nel culo da soli. Significa volerle perdere le partite. Perché tu stai concedendo 80 minuti alla prima in classifica. Tu, se veramente vuoi giocare ogni partita come una finale, tu entri e per 90 minuti li pressi, non gli fai vedere palla, cerchi di fare di tutto, te fai ammonite, fai espelle, fai di tutto, cerchi, provi qualche tiro, fai qualcosa, no passeggiare. Allucinante, veramente allucinante. Comunque, io chiedo per cosa è stato preso Tripaldelli. Vorrei gentilmente una risposta. Della partita contro l'Inter, l'unico che salvo è quello che indossava questa maglia qui, la maglia gialla. In questo caso era il portiere. Comunque questo è De Nandez, per chi non lo sapesse. Salvo solo Vicario, uno dei pochi da cui ripartire per la Serie B. Per il resto è gente che io sinceramente non voglio più vedere. Non voglio più vedere. Niente ragazzi, questo video finisce qui, sono veramente molto curioso di sapere voi cosa ne pensate. Io vi ricordo di iscrivervi al canale Telegram perché quando finalmente tornerò ad avere internet e quindi di conseguenza torneranno anche le live e tutto quanto, sarete i primi a saperlo e sarete anche i primi a sapere quando ci sarà la live. Quindi se volete, qua sotto in descrizione come tutti gli altri link. Io vi mando un bacione e noi speriamo di vederci il più presto possibile. Belli, raga.